dramma delle banche? Beh, il dramma delle banche è un'altra... Soprattutto in prospettiva di ristoro. Scusi, in prospettiva? Ristoro. Ah, sì. Ma guardi, io penso che chi oggi ci governa si è preso una bella responsabilità, visto e considerato che entrambi i partiti si sono proposti e hanno incontrato i cittadini anche domenica rispetto a quello che è il ristoro di 205.000 azionisti, o meglio risparmiatori che hanno perso tutto. Penso che sia ragionevole, al di là di tutte le vicende dei tribunali, pensare che se c'era qualcuno che doveva controllare fino in fondo. La partita è una partita intricata, il danno è un danno grave, si dice che con 1,5 miliardi si potrebbe chiudere la partita transando con tutti. Io spero che si trovi una soluzione a livello nazionale, tutto il territorio se lo aspetta. Io sono anch'io azionista delle due banche, tra l'altro. Lei Rucco cosa dice a riguardo? No, condivido in pieno, devo dire che faremo pressing sui ministri, anche il ministro Vicentino, ricordo che abbiamo un ministro di Vicenza, Erika Stefani, che sicuramente farà gli interessi anche dei vicentini e quindi di tutti i risparmiatori danneggiati, e credo che ci debba essere una priorità assoluta rispetto ai risarcimenti. Il Comune farà la sua parte attraverso un sistema di sindacato con tutte le forze politiche, partitiche, soprattutto quelle chiaramente che sono a Roma, e per ottenere risarcimenti. Sì, vorrei aggiungere, mi perdonate, questa posizione, io che sono di solito uno che dice sei fatto male ti arrangi, lo dico perché in questa partita è pur chiaro che la vigilanza sulle banche popolari era in capo, anzi è in capo a Banca d'Italia, è pur chiaro che comunque molti dovevano vigilare, penso a chi ha certificato i bilanci, è sempre più chiaro che tutta questa storia ha dell'inquietante rispetto a molte realtà, per cui penso che ci sia un grosso contingente, se non la quasi totalità dei risparmiatori che hanno perso tutto perché molto probabilmente mal consigliati, mal indirizzati, e forse anche perché si fidavano di indicazioni a livello nazionale che erano quelle di aver visto gente che mai ha sollevato problemi sul valore dell'azione, sul tema della capitalizzazione o sul tema della raccolta. Quindi penso, quando incontro un pensionato e dice ho perso tutto e poi vai a vedere il suo deposito titoli, ha solo quelle azioni, non è che faceva l'operatore, si capisce insomma che qualcosa non ha funzionato. Per indagare sui problemi delle due popolari venete, la città di Vicenza e i vicentini soffrono di questa cosa. Quali sono i prossimi passi da parte della Regione verso il governo nazionale nuovo che si insedia per tutelare tutti i cittadini che hanno perso i risparmi, perché diciamolo una volta per tutte, molti di questi erano risparmiatori e non investitori, quindi cosa fa la Regione da qui in avanti con il nuovo governo? Ma guardate, lo dico perché siamo in campagna elettorale e questo è un argomento delicato che non si deve prestare assolutamente a strumentalizzazioni. Tant'è vero che io in tutti questi anni, oltre a essere stata la prima regione in assoluto a fare una commissione d'inchiesta, poi a riaprirla, a già erogare su 2 esercizi finanziari l'aiuto alle associazioni per la difesa legale, €500.000 prima e €500.000 dopo, e tutta un'altra serie di attività, però ho sempre evitato ad esempio di andare alle assemblee, perché penso che il cittadino deve essere nelle condizioni di vedere cosa uno fa e non cosa uno va a dire, visto e considerato che io ho un ruolo anche di, come si può dire, di governo della regione. Penso che i presupposti ci sono per riconoscere una cosa. Io non, se devo essere sincero fino in fondo, penso che oggi dobbiamo guardare l'obiettivo. L'obiettivo è quello di ristorare i risparmiatori che hanno perso tutto. Poi possiamo discutere, penso sia anche legittimo farlo, tra un risparmiatore che ha avuto, che so, come si può dire, una perdita totale delle sue risorse e che poi andiamo a vedere il suo deposito titoli per 20-30 anni aveva solo quell'azione, oppure il risparmiatore che non è un risparmiatore, è un investitore, uno speculatore, che vai a vedere il suo deposito titoli e ti accorgi che questo faceva trading di borsa tutti i giorni e tra le tante robe aveva anche le azioni delle 2 banche popolari. Lo dico perché ci sono anche questi casi. Allora, penso ai lavoratori, penso alle famiglie che hanno perso tutto, penso ai pensionati, insomma, penso che la priorità sia ristorare il popolo. Allora, noi sappiamo che la vigilanza sulle banche popolari ce l'ha la Banca d'Italia. Finché facciamo baruffe in casa, a Roma se la godono. Finché facciamo baruffe a casa, a Roma se la godono. Allora, se l'obiettivo è quello di ristorare del danno chi ha avuto il danno, penso che il tema sia un tema che dobbiamo portare a livello nazionale. Abbiamo capito che le cause giuste, io non discuto delle cause, sono anch'io azionista delle 2 banche, ho perso tutto, ma dico che le cause andranno a intasare sicuramente i tribunali e assisteremo tutto a sto valzer di è competente Tizio, è competente Caio, e intanto Roma sa che passa il tempo.
Noi dobbiamo chiedere invece al governo a latere, ma parallelamente, che avvia un progetto per, diciamo, ristorare chi ha perso tutto. Le associazioni mi dicono: ma 1 miliardo, 1,5 miliardi transando potrebbe essere la cifra di riferimento per i risparmiatori. Penso a un progetto che potrebbe essere pluriennale, penso al fatto che comunque il governo ha qualcosa da mettere in piedi su questa partita. Se non altro perché? Perché oggi il governo è dato da 2 componenti politiche, la Lega e in particolar modo i 5 Stelle, che si sono assolutamente spesi in assemblee e in altri posti nel dire che bisognava essere al fianco dei risparmiatori. A volte capita anche che vai a governare e quindi devi risolvere i problemi. Grazie. Francesco, Banca Popolare di Vicenza non è un tema, diciamo così, prettamente comunale e amministrativo, però cosa può fare la politica locale per ristorare e aiutare soprattutto i cittadini che sono stati colpiti, soprattutto, diciamolo, quelle persone che vivono anche una situazione disagiata per la mancanza di liquidità? Beh, intanto ricordo, essendo anche un legale, un avvocato, che c'è un processo penale importante in corso e il Comune aveva il dovere morale quantomeno di costituirsi parte civile nel processo e non l'ha fatto. Questo deve essere ben chiaro, non è stato fatto. C'è ancora la possibilità, toccherà al prossimo sindaco farlo e quindi sicuramente depositeremo la domanda di costituzione di parte civile. Dopodiché bisogna anche pensare a dare la possibilità a tutti i danneggiati, che sono anche parti processuali, di accedere alla documentazione degli atti processuali, perché c'è un costo elevatissimo per avere la copia e quindi il Comune si farà parte attiva per la possibilità di mettere a disposizione dei cittadini più incapienti questa documentazione. Attiveremo la rete dei servizi sociali per andare a trovare quelle persone che per dignità non chiedono un aiuto in comune, affinché possa essere dato un sostegno soprattutto alle persone più anziane, alle famiglie più in difficoltà che avevano investito i propri risparmi in quella banca. Quindi poi parliamo sempre di Popolare di Vicenza, in realtà c'è anche Veneto Banca che ha molti danneggiati anche qui a Vicenza. Queste sono alcune misure. Chiaramente poi sarà importante creare rete e il sindaco dovrà attivarsi, quindi farsi parte attiva con la politica, in particolare con i ministri di riferimento. Noi guardiamo con attenzione all'attività di Erika Stefani.